Siamo in compagnia di Bruno Pizzul, storica voce dello sport italiano. Alla luce dei tristi fatti di Genova, come deve rispondere lo sport? Sai, non è facile dare una risposta a questa domanda, anche e soprattutto in considerazione del fatto che ormai sono tali e tante le situazioni di disagio, di incultura, di incapacità di rispetto delle più elementari regole del fair play che affliggono il calcio italiano, che francamente si avverte da parte di tutti l'esigenza di un recupero di quelli che sono i valori fondamentali dello sport, ma al tempo stesso c'è anche la consapevolezza che la situazione sia talmente incancrenita che non risulta facile adesso trovare qualche rimedio che possa avere effetto immediato. La speranza, che è una speranza ahimè a lungo termine, è di far crescere delle nuove generazioni di sportivi praticanti e appassionati che siano dotati di un maggior supporto etico e culturale, perché francamente così il calcio di vertice italiano corre il rischio veramente di avere imboccato una strada senza ritorno. Cosa è cambiato nel calcio moderno rispetto al calcio di un tempo? Ma sai, sono diventate sempre più massicce le contaminazioni di carattere extratecnico, non conta più tanto il valore sportivo. I troppi denari hanno finito per creare una situazione nella quale gli interessi, ripeto, extratecnici sono diventati prevalenti, e da lì tutta una serie di conseguenze negative. D'altra parte bisogna anche riconoscere che il calcio in tutte le sue manifestazioni e soprattutto nelle manifestazioni di vertice è un fenomeno tipicamente sociale, no? Perché finisce per toccare tutti quelli che sono i settori della società e quindi risente inevitabilmente di quelle che sono le storture, le brutture, le contraddizioni, le negatività della società in cui si manifesta. Questo però non deve diventare un comodo alibi per dire siccome succede così dappertutto, inevitabilmente deve succedere anche in ambito sportivo. Bisogna per forza di cose cercare di recuperare un minimo di maggior rispetto e respiro etico. Nella sua lunga carriera, la partita che ricorda con più piacere, a cui è più affezionato? Ma ce ne sono tantissime, io direi le prime, anche perché io ho cominciato a fare questo tipo di lavoro senza averci mai pensato prima, mi hanno quasi tirato dentro per forza. E subito dopo essere stato assunto alla RAI, io qualche mese dopo sono stato mandato a fare il telecronista ai mondiali del Messico del 70, a fare una cosa che io non avevo mai nemmeno immaginato di poter fare, quindi inevitabilmente come impatto emotivo quelle prime partite sono quelle che mi hanno segnato più profondamente come ricordo personale. Campionato come finirà quest'anno? È già segnato? No, già segnato no, certo è che l'ultimo turno di campionato con la vittoria e soprattutto il modo in cui è stata conquistata da parte della Juventus nei confronti di una squadra che si supponeva potesse essere un po' più ostica sul campo come la Roma, ha confermato che la Juve sta attraversando un ottimo momento. Il Milan dal canto suo ha perso altri 2 punti in casa e soprattutto pare aver perso un po' di smalto, di incisività. Allo stato attuale delle cose la Juve appare nettamente favorita, ma mancano ancora 5 partite, 15 punti, quindi può succedere ancora di tutto.